Chiaramonti, Santa Maria Orria Piccinna, in origine chiamata Santa Maria de Orria Piccinna, venne successivamente dedicata alla Maddalena. Nel 1205 fu donata al priore generale dell'abbazia di San Salvatore di Camaldoli da Maria de Tore, nobildonna turritana rimasta vedova in giovane età. Ottimamente inserita nel paesaggio, soffre però di incuria e occorre raggiungerla tra le erbacce. Due diverse maestranze l'hanno edificata in tempi diversi, una delle quali ci ha lavorato con la tecnica della bicromia. L'abside ed alcune murature sono in piccole pietre calcaree e vulcaniche. La facciata e i fianchi alternano filari di conci di pietra vulcanica e filari di conci di pietra calcarea. Bellissimo il colore delle pietre vulcaniche. Setis palas de dolore, succorum antrapasalum. Setis palas de dolore, succorum antrapasalum. Sende mortu cum rigore, suffisces anima mia, Domi das Maria, si non mama